Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Questa mattina si è svolta a Trieste la conferenza stampa di fine anno del governatore Massimiliano Fedriga, dopo la proiezione di un cortometraggio che ha ripercorso i quasi 5 anni di legislatura. A seguire la conferenza per noi Andrea Pierini, al quale diamo la linea. Buongiorno. Eccoci qua ancora nel salone di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fermato l'assessore allo sviluppo economico e al turismo Sergio Emilio Bini. Assessore, sono stati 5 anni intensi, abbiamo visto il video, non è mancato nulla in questi 5 anni, una pandemia, gli incendi, la devastazione di Vaia, insomma tante sfortune, però la Regione ha dimostrato di essere resiliente, possiamo usare questo termine? Beh sì, è stata una legislatura indubbiamente complicata, però proprio nei momenti difficili che possono, e lo dico con un minimo d'orgoglio, emergere le qualità. Questa giunta ha dimostrato grande qualità, il Friuli Venezia Giulia, il popolo del Friuli Venezia Giulia ha dimostrato, come ha detto lei, molta tenacia, una capacità di resilienza importante. Mi riferisco soprattutto al mondo produttivo, al mondo del lavoro. Non è stato, mi creda, semplice, si sono dovute fare delle scelte a volte complicate in tempi ristrettissimi, però la risposta c'è stata. Assessore, io la ringrazio, le devo fare la domanda politica perché si vota quest'anno, il prossimo anno. Cosa succede al progetto FVG? Ma il progetto FVG sta continuando, devo dire la verità, a crescere in maniera importante sul territorio. Abbiamo deciso di far parte della squadra della lista del Presidente per le regionali, per le amministrative, e continueremo a essere presenti. Vuole approfittarne per fare gli auguri di Natale, visto che è buon anno anche. Beh, anzi, grazie per l'opportunità, davvero un buon augurio di un felice Natale e soprattutto di un 2023 in primis con tanta salute e poi con un po' più di tranquillità per tutti noi. È quello che chiediamo tutti, tranquillità. Grazie Assessore, buon lavoro. Abbiamo intercettato e abbiamo approfittato l'Assessore Bini. È stata una conferenza stampa lunga nel corso della quale Fedriga ha ricordato i grandi impegni economici, soprattutto le risorse che sono in più, che sono arrivate grazie all'accordo con Roma, e poi sono stati ricordati, appunto, come abbiamo detto anche durante il TG, i 5 anni di attività molto intense di questa giunta. Se non ci sono domande da studio io vi restituisco la linea perché so che avete altri contributi da mandare. Bravo Pierini, grazie per questo contributo. Andiamo avanti perché parliamo della protezione civile regionale che grazie ai fondi, ai loro fondi, alla generosità dei cittadini è stato compiuto un importante intervento di recupero nell'area archeologica di Ovaro che era stata colpita pesantemente da Vaia. Rappresentato un importante recupero, insomma, dopo i danni causati da Vaia, che riguarda il restauro dell'area archeologica del fonte battesimale della chiesa di San Martino Vescovo di Ovaro. Siamo in compagnia di Simonetta Bonomi, sovrintendente del Friuli Venezia Giulia. Allora, questo recupero ha ridato vita a uno dei nostri gioielli. Sì, era già una bella, è una zona bellissima, ecco. È stata gravemente coinvolta dall'esondazione del torrente Degano in occasione della tempesta Vaia. Grazie all'accordo con la protezione civile regionale e grazie anche a un aiuto che ci ha dato anche il Ministero, abbiamo potuto intervenire per ripristinare sia l'area archeologica esterna, dove abbiamo i resti di una villa tardoantica e poi della basilica paleocristiana che si è sovrapposta a questa villa, e alla chiesa stessa, che ha al suo interno il fonte battesimale della basilica paleocristiana. Questa è una delle testimonianze più antiche della diffusione del cristianesimo in regione fuori da Aquileia. E questo la rende una zona archeologica importantissima dal punto di vista storico. Il fango l'aveva, insomma, di fatto deteriorato, insomma, con la tempesta Vaia, insomma, i danni quando erano stati parecchi. Beh, diciamo che il torrente ha invaso sia l'area archeologica fuori dalla chiesa, ma ha anche invaso la chiesa stessa con un consistente strato di fango. E non solo, ma anche detriti, perché quando i torrenti esondano si portano dietro di tutto. Quindi contro l'area archeologica avevamo una muraglia di ramaglie, legno, di tutto, e poi tantissimo fango. Quindi è stato tolto tutto, i detriti, il fango,
e dopo è stata anche l'occasione per un restauro, un ripristino di tante cose, per esempio diciamo, i vetri trasparenti che in chiesa permettono di vedere il fonte battesimale sottostante sono stati completamente recuperati. Vice Governatore Riccardi, insomma, le scorie di Vaia si vedono ancora e per fortuna, insomma, diciamo che continua anche questo progetto di recupero, in questo caso, insomma, grazie ai fondi anche della Protezione Civile. Beh, è un lavoro importante, è un lavoro che vede un'alleanza importante, perlomeno per me lo è molto, tra la Regione e la Sovrintendenza. Io voglio ringraziare la dottoressa Bonomi per questo lavoro che percorso abbiamo fatto insieme. Lo stiamo facendo nella sanità per recuperare Sant'Osvaldo, un'area importante a Udine, e l'abbiamo fatto in 3 punti importanti, lo stiamo facendo a seguito di Vaia, quindi questo di Ovaro, poi c'è il Leggio e poi c'è Lignano, 3 interventi importanti che vedono un'alleanza che si inserisce in un contesto anche di valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico, che vedono insieme la conduzione e le conoscenze della soprintendenza col sistema di protezione civile. In questo caso con un valore ancora più importante, perché quota parte delle risorse che vengono destinate a questo intervento sono delle donazioni da parte dei cittadini che ci sono state nel corso della tempesta Vaia. A parte i progetti che stava elencando, quanto ancora manca per ripristinare tutto come era prima? Beh, ripristinare tutto come era prima è sempre uno sforzo in cui c'è bisogno di tempo, però io credo al passo alla volta. Noi siamo partiti bene, i risultati già si vedono, a Ovaro si vedono, completeremo anche questo lavoro e secondo me, guardate, il valore più importante è questa alleanza tra le istituzioni. È una cosa che va difesa, va tutelata, va custodita. E io penso che questo sia un passaggio importante. Anche il fatto che i privati ci mettano i soldi, insomma, sottolinea quanto ci teniamo alle nostre cose. Beh, ma questo è un tratto di questa terra. Abbiamo visto che c'è una generosità in ogni momento di difficoltà. C'è stato in occasione di Vaia, c'è stato in occasione della pandemia. Questa terra, come si suol dire, non dimentica. È stata colpita duramente, si è rialzata, ha avuto l'aiuto direi senza confini e in ogni occasione è pronta a restituire parte di quello che ha avuto. Andiamo a Udine, dove questa mattina si è tenuta una manifestazione di protesta all'esterno dell'ospedale di Udine per chiedere maggiore attenzione alla sanità. A organizzare il flash mob le sigle sindacali e l'associazione Diritti del Malato, che denuncia carenze nei servizi e lunghe code e pronto soccorso. Anna Grizzi, Presidente dell'Associazione Diritti del Malato. Cosa sta succedendo nel pronto soccorso di Udine? Nel pronto soccorso di Udine sta succedendo che ci sono lunghissime attese per poter accedere al servizio del pronto soccorso e dovuto al fatto che c'è uno smantellamento dei servizi sanitari anche negli altri territori e del fatto che c'è troppo poco personale nel gestire questa richiesta, soprattutto adesso che inizia appunto la stagione fredda e quindi le persone si stanno ammalando. Quindi chiediamo che ci sia un aumento di personale, una riforma seria della sanità friulana con un aumento delle risorse pubbliche e non quelle private e che si possa avere un servizio efficiente per quanto riguarda il pronto soccorso di Udine. Liste d'attesa sempre lunghe? Sì, per quanto riguarda le visite mediche e gli interventi e anche questo noi ci stiamo impegnando per la raccolta di queste firme per chiedere appunto la riduzione delle liste d'attesa. Quanto durano più o meno per alcune visite? Ci sono casi eclatanti? Sì, ci sono casi eclatanti anche di 2 anni per quanto riguarda ad esempio visite oculistiche, visite ortopediche, le vertebromidollari, la urologia, le problematiche ci sono. Oggi siamo qua comunque per il pronto soccorso proprio perché chiediamo che anche gli operatori sanitari vengano aiutati per poter lavorare con più serenità e più efficienza nel gestire l'afflusso delle persone che stanno male. Simona Liguori, cosa deve fare la politica? Abbiamo sentito tanti problemi.
La politica deve riaprire gli ex pronto soccorso di Cividale e di Gemona. Udine non può reggere l'iperafflusso di persone che appunto sta ricevendo, medici, infermieri e OSS che stanno facendo un lavoro veramente massacrante per far fronte alle molteplici richieste della cittadinanza. C'è bisogno naturalmente anche di più posti letto in ospedale e di rimpolpare l'organico del pronto soccorso. Ma grazie a Santoro abbiamo sentito tante voci, Udine in sofferenza al pronto soccorso. La politica può rispondere in qualche modo? La politica deve rispondere in primo luogo ascoltando i lavoratori e i cittadini, cosa che non sta avvenendo. È necessaria una riorganizzazione che rimetta al primo posto le priorità di questa azienda sanitaria troppo grande e troppo dispersa. Le voci non sono voci uniche, sono voci di sindacati, di lavoratori, di cittadini, del Tribunale del Malato, a cui ci affianchiamo anche noi per dare voce ad un'esigenza che non è più procrastinabile. Se salta il pronto soccorso, salta la sanità, perché il privato non fa pronto soccorso. Claudio Polano a difesa dei comitati per il comitato a difesa dell'ospedale di San Michele Gemonese, qual è la situazione? La situazione praticamente è soltanto peggiorata anno dopo anno. Dal 2014 in poi praticamente il nostro ospedale è stato depauperato di funzioni e servizi e oggi come oggi ha ancora chiuso il punto di primo intervento, che è una struttura necessaria al territorio, ma soprattutto per sgravare soprattutto gli altri pronto soccorso che oggi scoppiano. Noi chiediamo semplicemente di ritornare a quello che era la struttura per acuti di prima del 2014, perché è quello che serve alla nostra gente e al nostro territorio. A Cividale da tempo si protesta, Chiarandini cosa chiedete? Com'è la situazione? Siamo qui per rinnovare la solidarietà ai lavoratori del pronto soccorso di Udine, perché come si sa il pronto soccorso sta scoppiando. Stanno scoppiando anche i cittadini di Cividale e delle valli del Natisone perché rivogliono i loro servizi. Stiamo lottando per riavere il pronto soccorso, la radiologia, la medicina per acuti e il laboratorio analisi. Piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea. Ora ci caliamo in un'atmosfera natalizia perché alla vigilia di Natale sotto il Ponte del Diavolo di Cividale del Friuli ritorna dopo 2 anni di stop per la pandemia il presepe sul Natisone. Alla vigilia di Natale, a partire dalle 19:45 a Cividale del Friuli viene organizzato il presepe sul Natisone. Apneisti e subacquei scendono lungo il corso del Natisone trasportando su una zattera il bambino Gesù. Raggiunto il presepe appositamente allestito lungo le sponde sotto il Ponte del Diavolo, il bambinello viene adagiato nella culla. Luci, suoni, canti, fuochi d'artificio e una speciale benedizione da parte delle autorità ecclesiastiche daranno la giusta dimensione per un Natale sereno, un evento unico di grande impatto visivo e emotivo che torna dopo 2 anni di stop. Finalmente intanto siamo riusciti a riprendere in mano il filo del discorso dopo i 2 anni di lockdown che ci sono stati. Abbiamo montato il presepe che da domani sera sarà illuminato e sarà visibile. Abbiamo preparato lo staff per la classica discesa fiaccolata in acqua, spettacolo pirotecnico finale e il contorno musicale degli amici di Arte Inventando. Evolviamo ciò che raccogliamo a iniziative per lo più umanitarie o situazioni di disagio e affini. Il Monte Sub si prepara, nonostante le temperature, a immergersi nell'acqua del Natisone. C'è una preparazione anche per questa immersione natalizia? Noi ci alleniamo regolarmente, quindi non abbiamo problematiche specifiche. Diciamo. Noi regolarmente ogni settimana una sessione di allenamento la facciamo, quindi siamo tutti quanti molto preparati. Quindi arrivate attorno alle 7 di sera, vi preparate, poi... Sì.
Alle 8 meno un quarto cominciamo a raggiungere il posto di ingresso in acqua, dopodiché entriamo in acqua con le fiaccole accese portando la zattera che accoglierà il Gesù Bambino, che ci viene portato, questo è già la seconda volta, abbiamo cominciato nel 2019, ci viene depositato da un angelo impersonato da una speleologa del gruppo Forum Iuli qui di Cividale, che collabora con noi, uno dei gruppi che collabora alla realizzazione di questo evento. In quanti siete? Globalmente? No, per l'iniziativa qui a Cividale. Quanti saranno? Quanti gruppi? Allora siamo noi del Manta Sub, il Forum Iuli, gli arcieri del gruppo storico, il gruppo Arte Inventando. Quest'anno si sono aggiunti il Coral Sub e poi ovviamente abbiamo l'aiuto dei volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile, ovviamente il patrocinio, la collaborazione piena e totale del Comune di Cividale, che in questo veramente ci è stato sempre vicino e ci ha sempre incoraggiati e aiutati proprio in svariati modi a realizzare l'evento. Anche perché è diventata una tradizione Sì, per Cividale. assolutamente. E in quanti invece si immergeranno? Beh, ad immergerci saremo, credo, globalmente una quindicina. Poi ci sono un'altra decina di speleologi che si caleranno, faranno la parte degli angeli, che si calano dalla parete del Belvedere, e l'amica Martina del gruppo Speleo che farà l'angelo che deposita sulla zattera il Gesù Bambino. La stagione della neve si appresta a entrare nel vivo, ma il meteo ancora non è dalla parte di chi sta lavorando nei poli invernali della regione. I primi numeri però sono buoni, c'è tanta voglia di una stagione invernale vissuta in pieno. Siamo andati a Tarvisio a vedere qual è la situazione. Alessandro Spalivero, responsabile del polo di Tarvisio, è partita la stagione, quali sono le prime sensazioni? State innevando perché comunque insomma era stato necessario un intervento artificiale? Sì, è necessario perché neve ne ha fatta 2 volte da 20-30 centimetri, un po' più in quota, però neve molto soffice, molto polverosa che non crea il fondo. Per cui c'è sicuramente da sparare tutto. Le temperature non ci stanno dando una mano, nel senso che abbiamo avuto 2 giorni di freddissimo, abbiamo prodotto montagne di neve, però chiaramente non su tutte le piste perché abbiamo dato delle precedenze, per cui adesso stiamo confidando un po' nelle temperature e un po' nella fortuna per poter avere ancora qualche giornata per poter sparare. Al momento dove si può sciare, quali tratti sono aperti? Ma è aperta la parte alta della pista di Prampero, è aperta le seggiovie alte, per cui la Prasnik, la Hit, la Florianca. Non si riesce a scendere fino in fondo a valle, in più ci sono i campi scuola sotto. Numeri, primi approcci, c'è una risposta, che sciatori vediamo anche dall'estero, cosa vedete in questi giorni? Sì, abbiamo visto tanti italiani con voglia di montagna e di neve, incredibile nei giorni nel Ponte dell'Immacolata, perché c'è stata veramente tanta gente e noi purtroppo eravamo chiusi perché tra l'altro il tempo era anche infelice, per cui... da sabato che abbiamo aperto qua abbiamo visto, sono arrivati intanto i primi tour operator, per cui questi tour che arrivano soprattutto dall'est e più tanti stranieri, tanti austriaci e sloveni, soprattutto austriaci, perché la di Prampero è sempre un punto di attrazione. Insomma la voglia c'è affinché sia una stagione positiva, ormai tocca solo affidarsi al meteo, ma c'è voglia di una stagione invernale vissuta in pieno. Sì, questo si è visto anche dai dati delle prevendite, da quanto è stato fatto dalla gente, da questo sabato e domenica, questo primo weekend, ed è successo qua come è successo un po' su tutti i poli. Siamo allo sport, ospite ieri sera a Palla A2 il presidente della UEB Gestecco Cividale, Davide Mikalic, che ha tracciato un bilancio del 2022 per le Eagles con il punto più alto della promozione in A2 a giugno, ma ha parlato anche di 2 giocatori, l'ex capitano Adrian Chiera e l'attuale Eugenio Rota.
Ci sono state delle parole che hai usato in questo momento, che sono state: noi viviamo per momenti come questi, che sono le stesse parole che ha detto Eugenio Rota dopo 2 vittorie, simbolo non della cavalcata della B, ma di quest'anno in A2, dopo la vittoria contro Bologna e dopo la vittoria con nel derby contro l'Apus, simbolo che c'è effettivamente una grande coesione di gruppo, di intenti e di visione di quello che si vuole fare, divertirsi di fatto. Allora, io sono uno dei ragazzi, io sono un papà per 2 ragazzi. Quei ragazzi hanno un rapporto fantastico, loro hanno un rapporto fantastico con me, sanno che in primis Adrian Chiera, quindi vuol dire, non è che Adrian Chiera è andato via, ma non cambia il rapporto con lui. Pilla è una sorta di papà tecnico per loro si fidano ciecamente di Pilla. Si è creato questa alchimia magica che io non permetterò mai a nessuno di scalfire, e quindi io, quando anche magari vengo provocato esternamente, non rispondo mai, perché non voglio mai che si perda il focus di quello che è questo obiettivo, di questo progetto, che sono i giocatori, Cividale, non mica ci litiga con Pasquariello, esatto. Capito? Che non gliene frega niente a nessuno. Qui bisogna parlare di pallacanestro, bisogna provare a trasmettere qualcosa in questi periodi magari che non sono periodi semplicissimi di vita quotidiana. Siamo usciti da un periodo terrificante, lo sappiamo, insomma non facciamo demagogia. E Rota è perfetto, perché io quando gli parlo lui mi guarda con grande attenzione. Abbiamo fatto qui una cena fra di noi in Clubhouse per festeggiare il Natale, l'abbiamo obbligato a fare un discorso per capitano, e lui ha detto: con la vittoria del derby abbiamo chiuso un ciclo, abbiamo chiuso un cerchio, da dove siamo partiti lì siamo arrivati, abbiamo chiuso un cerchio, adesso tutti insieme rimbocchiamoci le maniche e ne apriamo un altro. E per me ogni tanto questo ragazzo mi sorprende, perché magari voi lo vedete solo in campo, no? Che è un fighter, un leone, è uno che perfettamente rispecchia quello che è il mio modo di fare lo sport, e invece è un ragazzo molto profondo, che ha grandi valori e che riesce anche a trascinare col suo esempio, con le poche parole che dice ai suoi compagni, che poi non so, sono il gruppo storico Gabriele Miani, uno che parla pochissimo, ma è tutto fuorché mona, o Alessandro Cassese, che è un po' il professore del gruppo, eccetera eccetera, poi a ruota un po' tutti quanti, ma insomma l'anima sono loro 3 della prima ora, no? Più Adrian, sono rimasti loro 3, ma chi arriva si medesima subito, perché vede quello che è il modello che abbiamo creato. Io personalmente ho ancora bene in mente l'immagine di tutta la squadra con te e col coach Pilastrini che sale sulla tribuna portando il trofeo, e non posso non ricordare chiaramente anche Adrian Chiera, che in quel momento era capitano, ed è stato un momento di questo 2022 che ha cambiato un po' la storia della gestione, con Adrian primo capitano, che poi si decide, la società decide di fare una scelta diversa, e adesso scelta fatta Eugenio. Per il bene di tutti, anche suo, in primis suo, ma anche della squadra. Io sono un papà, ma sono un presidente, sono un responsabile di questo progetto e devo provare a migliorarlo sempre. Poi oggi come oggi, se devo essere onesto, i risultati non ci stanno premiando come pensavamo a livello di, perché bisogna essere sempre obiettivi, no? Cioè nel cambio da Chiera a Clark, a parte la grande partita che ha fatto Clark a Rimini, non lo stiamo ancora aspettando, no? Il Clark che noi conosciamo, che avete scelto. Che abbiamo scelto, però è una scelta fatta per il bene di tutti, ripeto, in primis anche di Adrian, per cui credo fosse arrivato il momento giusto per provare una nuova avventura, ma Adrian rimarrà sempre il nostro capitano e io gli voglio bene e spero anzi di rivederlo presto. Insomma, è un ragazzo con cui avevo una relazione personale molto intima anche, però la squadra viene prima di tutto, io mi metto in coda io per primo, per il bene della squadra io farei qualsiasi cosa, e quindi credo che in quel momento fosse giusto cambiare. Poi ripeto, stiamo ancora aspettando il vero Clark, ma abbiamo fiducia che scocchierà la scintilla. Siamo in chiusura, ma vi ricordo, ritorneremo in diretta con informazione alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.